5 mesi di chiusura a fronte di appena un mese e mezzo di apertura, con numeri ridotti per il distanziamento e senza fine settimana. La mostra di Van Gogh, I colori della vita, sta continuando a pagare a caro prezzo la pandemia. Al momento il curatore, lo storico d'arte trevigiano Marco Goldin, è riuscito a prorogare la data di chiusura al 6 giugno, con la speranza che il Veneto possa tornare in zona gialla e riaprire mostre e musei. Speriamo che o l'ultima settimana di questo mese di aprile oppure la prima settimana di maggio noi possiamo effettivamente riaprire al pubblico. Abbiamo naturalmente tantissima gente che non aspetta altro che tornare a visitare in presenza la mostra e da parte mia sto anche cercando, adesso non posso dire se ci riuscirò, ma lo spero, sto anche cercando di lavorare con i musei affinché la proroga, che è stata mangiata per la metà dalla chiusura nuova, che la proroga possa anche proseguire oltre il 6 di giugno. E mentre si lavora per estendere ancora la durata della grande mostra evento che ha portato in città oltre 90 capolavori di fama mondiale, proseguono con successo le visite a distanza attraverso una telecamera e la narrazione di Goldin che accompagna i visitatori collegati via computer all'interno delle sale deserte del Centro Culturale San Gaetano, scrigno solitario di tanta bellezza. Al momento Goldin ha confermato la cancellazione della seconda mostra in programma a Padova, quella dedicata ai cieli stellati. Non so dire in questo momento, francamente, se saremo in grado di fare un secondo progetto per la città di Padova. Bisogna vedere davvero come si concluderà questa mostra, perché noi come società siamo stati pesantissimamente, mi si permetta questo neologismo, pesantissimamente colpiti anche dal punto di vista economico. Un anno nero per il settore mostre che vede nel futuro una lenta ripresa a causa delle restrizioni che potrebbero rimanere anche nei prossimi mesi. Ci sarà sicuramente una rimodulazione completa e totale del settore, anche perché io personalmente non mi figuro, non immagino che ci possa essere, al di là di riaperture, ci possa essere una possibilità di frequentazione delle mostre con i numeri di prima, quindi ci sarà sicuramente ancora per un certo periodo, almeno per un anno e mezzo immagino, il problema del distanziamento interpersonale all'interno, quindi questo vuol dire lavorare su capienze ridotte quantomeno del 50%.